Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo appuntamento speciale di infofriulitv.net. Parliamo di Horizon Informatica, parliamo di quello che accade nel mondo Horizon, perché ci sono importanti novità. E allora andiamo subito a salutare l'amministratore delegato, nonché presidente fondatore, Giuseppe Quattrin, collegato con noi dalla postazione di Horizon Informatica Zoppola. Buon pomeriggio Giuseppe, ben ritrovato. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, Buon di che cosa? pomeriggio. Ecco, allora parliamo un po' perché abbiamo fatto questa diretta per un semplice motivo, perché ci sono importanti novità, abbiamo detto. Innanzitutto partiamo dai corsi, no, di formazione per quanto riguarda Horizon Informatica. Sì, innanzitutto, dopo il periodo Covid, finalmente ripartiamo che con i corsi di aggiornamento e che collegati alla terza società praticamente di Horizon Informatica, che è HZ Lab. Questi corsi riguarderanno tutto ciò che è sicurezza informatica. Ci saranno 4 date, una sulla sicurezza, una sui social, la protezione dati e un accenno, una parte finale, diciamo, con il dark, il deep web, e con delle navigazioni qui in azienda per spiegare pro, contro e cosa Ecco, c'è mentre in tu questo stai mondo. parlando, abbiamo messo in onda in questa la schermata veloce per dire che ci sono dei corsi di informatica. Chiaramente metto un attimo a due perché sennò altrimenti non è bello da vedere per chi ci guarda da casa. Chiaramente per ulteriori dettagli, per capire un po' come funziona il corso, il nostro amico o amica che ci sta guardando può tranquillamente, no, andare sul sito poi di Horizon. Questa era solo Allora la sì, schermata iniziale. diciamo che tutto ciò che riguarda i corsi sono collegati a hzlab.it. C'è un sito dedicato proprio per spiegare dove si possono prenotare, con una simulazione e un aggiornamento costante dei prezzi disponibili, e verrà lanciato il link subito dopo questa diretta. Nelle pagine social verrà posto il link, si può vedere le descrizioni del corso, il costo ovviamente, gli orari e la possibilità di prenotare. Preciso anche che c'è la disponibilità per aziende o anche per privato, visto il costo è dedicato anche a privati, della possibilità di personalizzare, di fare dei corsi in altre date, ovviamente su richiesta e in base alla disposizione del personale. Senti, Sì. dicevamo, ci sono importanti novità per quanto riguarda Horizon a partire già da fine mese, inizio 2000, settembre 2021, perché come si dice l'orto va cambiato, va riseminato, e nel frattempo la semina ha cominciato a dare i suoi frutti e il raccolto inizia a puntare, no? Sì, ci saranno allora due novità innanzitutto, intanto con delle integrazioni di forze nuove e soprattutto con l'espansione, come avevamo già preannunciato, in Carnia, un'espansione logistica e strutturale di Origin Informatica, in modo di dare un servizio più personalizzato e più costante anche alle zone della Carnia e del Cadore, dove ci stiamo espandendo grazie alla rete commerciale. Ecco, importante novità, dicevamo, proprio questa di presenziare, no, sulla montagna, perché c'è richiesta da parte non solo dei clienti ma degli stessi fornitori, no? Sì, stiamo lavorando molto in quelle zone, sia con i nostri prodotti relativi alla 4.0 e soprattutto per il mondo dell'agricoltura con HZ Pharma. È il terzo prodotto principale di Origin Informatica, HZ Hotel, è dedicato al mondo della ristorazione e degli hotel e degli alberghi praticamente. Chiaro. Il servizio, questo tipo di servizio permetterà di ampliare anche altre tipologie di servizi, sempre nelle zone montane, soprattutto sì, interfacciandosi, oltre con quello che fa 4.0, anche col mondo di internet e degli e-commerce, e soprattutto dell'applicazione per le prenotazioni o di agevolazione
dei strumenti per tutte le aziende commerciali, negozi e Certo. ristorazione. So che stai elaborando anche altri progetti legati al gruppo Horizon, ricordiamo tra gli altri, abbiamo visto adesso HZ Hotel, poi c'è HZ Farm, HZ Sì. Lab di cui hai appena parlato, insomma c'è tanta canna al fuoco. Sì, allora HZ, che è il marchio di tutti i prodotti, si concentra principalmente su questi tre prodotti che sono uno relativo al mondo della ristorazione, come accennato, e tutto ciò che fa 4.0, sia l'agricoltura e sia l'industria. Abbiamo interfacciato praticamente ogni tipologia di macchinario o di attrezzatura per il mondo agricolo con l'azienda, in modo da creare un canale unico a 360 gradi. HZ Lab, che è l'azienda, diciamo, è da dove è nato tutto Horizon Informatica, è l'azienda che adesso è stata un attimo trasformata per seguire i corsi e la formazione. Si occupa principalmente di tutto ciò che fa consulenza, ma non la classica consulenza relativamente ai gestionali, a tutto ciò che riguarda la formazione e la crescita personale, e andiamo a intaccare tramite degli studi consociati il mondo dell'informatica legale, che Certo. al giorno d'oggi ormai con la sicurezza richiede sempre di È più. una cosa fondamentale. Senti Giuseppe, allora per dare anche un po' di possibilità ai nostri amici di interagire direttamente, invitiamo gli stessi a visitare, lo trovate anche, visto che stiamo andando in onda attraverso il nostro sito friulitv.net, trovate tutti i riferimenti per quanto riguarda i collegamenti, le mail e via dicendo, per avere ulteriori approfondimenti in merito alle iniziative legate al mondo Horizon Informatica. No? Questo è soltanto Sì, un live veloce, giusto per parlare, insomma, no? Lanciare il sasso, fare un promo, come si dice in questi casi. esattamente. I siti che hzlab.it e i siti orizoninformatica.com e friulitv.net, che sono le tre realtà del gruppo, sono tutti tre comunicanti, pertanto prenotare o iscriversi a un corso o vedere informazioni è possibile da tutti e tre i canali mediante dei link che puntano, si interscambiano tra di loro. Oltretutto, e per tutto quanto riguarda la parte dei canali social seguiti da Eleonora, saranno aggiornati costantemente. Certo, ecco, io torno adesso, sto per tornare live in diretta tra qualche istante perché stiamo facendo delle variazioni tecniche. Hai detto anche un ruolo nuovo, no, all'interno di Horizon Informatica. Vogliamo spiegare di che cosa la persona di che cosa si occupa? Allora, abbiamo più di un ruolo nuovo, sinceramente. Eleonora che seguirà un attimo tutta la parte marketing per quanto riguarda Friuli TV, e per ciò che riguarda il mondo dei social e di Origin Informatica e la parte di segreteria. Abbiamo altre due figure che sono i referenti, che sono Costia, il nome è troppo lungo, lo abbreviamo col soprannome, che seguirà tutta la parte, diciamo, di ciò che riguarda il web, la progettazione e referente web, ovvero per tutto ciò che sono siti internet ed e-commerce. E Alessandra che andrà a seguire tutta la parte, diciamo, di sviluppo software e il mondo di gestionali. Questi sono i referenti aziendali, in modo dopo di andare a scalare su chi effettivamente dopo mette mano ed elabora i software e i prodotti che vengono lanciati. E referente, boh, Friuli TV non serve neanche dirlo perché è quel signore con la maglia rossa in maniche corte, che fa sempre parte del gruppo, insomma. Certo, allora non resta che invitare i nostri amici per interessi o meno a partecipare o a conoscere meglio i prodotti in questo momento Horizon Informatica, a cliccare su il link che trovate proprio in basso, www.horizoninformatica, entrate dentro, insomma, e così potete conoscere bene quello che è il prodotto a voi grato in un certo senso. Chiaramente per ulteriori informazioni potete contattare poi la Horizon Informatica che vi darà
tutte le informazioni che saranno utili per soddisfare le vostre esigenze. Allora io direi, Giuseppe, che possiamo chiudere qui questo live e soprattutto salutare i nostri amici e amiche alla visione all'ascolto, augurando a tutti loro un buon proseguimento di giornata. L'informazione per quanto riguarda friulitv.net rimane attraverso il nostro sito www.friulitv.net con gli aggiornamenti live. Chiaramente invece dal vivo torneremo intorno alle 17 con un'altra edizione, questa volta di notizie oggi, per ulteriori aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Grazie come sempre per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi il più cordiale proseguimento di buona giornata a tutti. Alla prossima. Ciao, grazie.